l'aria dove passa. Questo è lo strumento così come senza la maschera. Attraverso queste sono delle valvole. All'interno di queste valvole coprono dei fori entro le quali passa l'aria. È uno strumento diatonico in cui segue una scala naturale nel suo accordo, in questo caso dominante, che eccolo qua. No, è tutto in questo caso la nota è l'accordo di riferimento quando pigliamo il mantice. Dito è a doppia intonazione in quanto un unico bottone premuto con l'apertura del mantice genera un suono e con la chiusura genera un altro. Bene, questo strumento funziona praticamente così. Mediante il mantice noi generiamo un flusso d'aria e pigiando il tasto queste valvole, non so se si vede in lontananza questo movimento, queste valvole fanno fuoriuscire oppure mettere nell'aria. Praticamente tra questi fuori cosa succede? Ci sono i sonieri che sono delle strutture in legno che generano il movimento dell'ancia. L'ancia si chiama ancia libera in questo caso perché suona mediante il movimento di se stessa. Le ance sono delle piastrine in metallo, un po' come possiamo definire un po' non dico basso ma antico con il sistema della foglia, ecco come si suona con la foglia. Queste sono le ance che vibrano e emettono il suono. Le ance vengono incollate qua nei sonieri e praticamente si ha lo stesso meccanismo di un'armonica a bocca. Meno stonata, ma va bene. Infatti l'armonica a bocca non è che un'evoluzione dell'organetto. Diciamo, questo un po' giusto per capire che stiamo parlando di uno strumento musicale, non di una scatola di fagioli in scatola, per dire. Un po' di storia dello sganetto, come nasce, viene brevettato innanzitutto nel 1822 da Archibald Demian in Austria, ma contemporaneamente viene brevettato un altro in Gran Bretagna, anzi un altro in Gran Bretagna e un altro in Germania. Quindi anche se noi lo conosciamo in Sardegna, a differenza delle launetas, non ne parlo male, tranquillo. A differenza delle launetas che sono uno strumento costruito in loco e suonato anche in loco, l'organetto invece viene suonato qua ma bisogna acquistarlo da fuori. Quindi... intanto dirò subito che come tutte le chitarre in Sardegna, le chitarre in uso nella musica popolare fino a qualche anno fa, è costruita in Sicilia da una ditta semi-artigianale che in questo caso si chiama Estudiantina, ma che ha avuto tanti nomi, fondamentalmente ha sede a Catania. Una particolarità che può essere utile anche per una curiosità, non una particolarità, che può essere utile anche per i discorsi che si facevano prima su connoto, innovazione, cioè com'è che la tradizione si trasforma. Abbiamo tutti presenti il chitarrone sardo, no? Quello logudorese. Bene, quella chitarra lì arriva proprio da questa produzione semi-artigianale, anzi allora proprio artigianale, di Catania, quando negli anni 50, sul finire degli anni 40, anni 50, cioè quando nel mondo, dopo la guerra, Elvis Presley si presenta al mondo suonando il chitarrone e cantando le sue canzoni. Allora, su quella scia lì, in Sicilia costruivano queste chitarre che si prestavano particolarmente bene per il rombo, per il suono che avevano ad accompagnare i canti dei chiamiamoli fratelli. Tenta di riprodurre, riproduce il tumbu, il suono del tumbu accordando due corde basse sulla stessa nota base. Con questo effetto che sa molto di scacciapensieri. Ribattuta nel tempo del ballo, uno non ascolta più la nota e fondamentalmente ascolta sempre un suono grave. Tutto questo mentre le dita della mano sinistra e della mano destra articolano delle frasi del ballo sardo. Adesso così non lo dicevo suonare, però. Questa è una prima imitazione delle launetas, in cui se non c'è una canna, tipo mancosa e mancosetta, che possono creare due melodie indipendenti e intrecciarsi,
C'è però un uso sapiente, adesso entro nel particolare, non mi ero riproposto di fare questo, ma li vedo curiosi, quindi c'è un uso sapiente delle prime tre corde della chitarra, che hanno una differenza timbrica, per cui anche se non c'è una vera e propria melodia, si fa finta che ci sia una risposta della mancosa alla mancosetta, per cui con questa chiusura, poi mi confermerà anche Arnaldo, poi mi confermeranno più o meno quello che dico, c'è quindi un'imitazione timbrica delle lamelle, sfruttando le corde metallo, le unghie e il suono al ponticello si sentono le lamelle.